Allora, primo venerdì del mese ritorna puntuale ed estremamente gradito questo appuntamento con Solidarietà Veneto e il direttore Paolo Stefan, che saluto. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, gli occhi di tutti, credo, in buona parte del mondo siano puntati sulla guerra in Ucraina e al di là dell'aspetto umanitario, dove logicamente tutti i mezzi di comunicazione, noi compresi, ne stiamo parlando, io con lei, direttore, se è d'accordo, vorrei concentrarmi più sugli aspetti finanziari, anche perché sono legati con la previdenza e riguardo le borse. Sono giorni un po' particolari anche per voi, direttore, come li state vivendo questi giorni di particolare volatilità e di incertezza? Beh sì, innanzitutto il punto di partenza, quello che sta accadendo travalica naturalmente l'attività nostra quotidiana, l'ambito di competenza di Solidarietà Veneto, perché qui stiamo parlando di rischi geopolitici veramente significativi. Ecco, noi, come dire, non abbiamo le competenze, non siamo specialisti della politica o di aspetti di questo tipo, quindi lasciamo magari a chi è più esperto di noi commentare a questa altezza, un po' come quando così abbiamo avuto a che fare con il fenomeno Covid e non ci siamo permessi di giudicare modalità di gestione, vaccini, compagnia bella. Certo. Noi ci occupiamo di mercati finanziari, ci occupiamo di risparmio e previdenza. Ecco, riportando a questa altezza la discussione, il ragionamento, sempre con il massimo pudore, ecco, e anche rispetto per chi non vorrei che sembrasse anche appunto irrispettoso nei confronti di chi magari sta perdendo la vita in questo periodo, Sì. oppure la casa, oppure insomma è toccato in maniera più profonda da queste tematiche. Quindi con rispetto per queste situazioni sì, riportiamo l'attenzione all'altezza della finanza, specialmente a lungo termine, che ci compete. Detto questo, che cosa sta accadendo questi giorni? Beh, tutti noi siamo, come dire, toccati umanamente, personalmente, ma stiamo cercando però di focalizzarci sulla situazione dei nostri iscritti, su quello che può accadere al loro risparmio, ragionando sempre in termini di rischi e anche di opportunità. È una fase di cambiamento. Nelle fasi di cambiamento normalmente può essere che si faccia male, che si scotti chi ragiona nel breve termine, ma per fortuna il fondo pensione è una forma di risparmio a lungo termine, di conseguenza fenomeni di questo tipo come quelli che stiamo vedendo hanno la possibilità di essere guardati un po' anche da distanza, con un pizzico di oggettività in più, ed ecco, questo è un fattore chiave. Cercare di essere oggettivi e razionali in un momento in cui invece l'emotività potrebbe spingerci, soprattutto se abbiamo fatto scelte di risparmio di breve termine, a decisioni inscellerate, improvvisate, dannose. Ti dirò, non abbiamo in questi giorni una sensazione di apprensione da parte degli iscritti al fondo pensione, perché evidentemente nel tempo è maturata una cultura del risparmio a lungo termine che ti porta appunto a guardare con un pizzico di distacco questi eventi, no? Sarebbe un po' altrimenti controproducente. Detto questo, la trasmissione è buona anche appunto per condividere con gli iscritti le diverse situazioni che si potrebbero prospettare e anche qualche punto di forza che ha Solidarietà Veneto proprio in questi momenti difficili, insomma. Certo, anche perché, direttore, lei ci parlava di una certa maturità dei risparmiatori, però mi permetto anche merito vostro perché credo che sia anche il frutto della comunicazione che voi avete nei confronti dei vostri risparmiatori, ovvero voi come Solidarietà Veneto chiaramente in parte investite anche nel mercato azionario, probabilmente avete comunicato in maniera corretta che non è l'unico settore in cui investite. Anzi, il risparmiatore sa che qualsiasi comparto scelga ha certa propensione di rischio. Non so se riesco a farmi Sì, capire sì, con queste parole, giusto? Cioè, non è che uno dice chissà dove ho sì. messo i soldi, adesso li perdo tutti, chiamo Solidarietà Veneto, chiedo subito qualche cosa. Mi deve perdonare, potrebbe essere. Questa è anche un po' educazione finanziaria, no? Che voi da tanto tempo, Sì. anche grazie a questa trasmissione, proponete. Sì, no, in effetti dobbiamo dire che anche questa trasmissione fa parte di uno stile che abbiamo da sempre cercato di adottare, che è quello di
essere vicini agli iscritti, spiegare come vanno le cose, spiegare che magari anche quando i mercati vanno bene occorre avere un occhio rispetto al tema del rischio. Allora tante volte io mi sono sentito dire dagli iscritti, magari più timorosi, la famosa è meglio un punto di rendimento in meno quando le cose vanno bene per essere più protetti Chiaro. quando invece le cose vanno meno bene, perché ovviamente i mercati hanno evidentemente un andamento ciclico e la cosa non riguarda solo le azioni, riguarda in generale gli investimenti a 360 gradi, seppur con sfumature e con ritmi diversi. Allora, negli anni passati, magari quando i mercati tiravano, noi osservavamo che prodotti più esposti a rischio, più aggressivi rispetto al solidarietà, magari avevano anche delle performance migliori, però tutto sommato vedevamo che gli iscritti al fondo non è che andassero per forza di cose a insistere sul rischio per avere a tutti i costi quel 2-3% in più, chi lo sa, perché tutto sommato lo scopo di questo percorso di investimento non è quello di vincere tutte le battaglie a tutti i costi, ecco, se vogliamo, ma è quello di organizzare un percorso a lungo termine. Ricordiamoci anche con quale obiettivo. L'obiettivo è la pensione, l'integrazione pensionistica. Quindi insomma, se un iscritto, un lavoratore ha approcciato l'investimento al fondo in questa maniera, probabilmente in questa fase si capisce che c'è del rischio, come lo capiamo noi, ma sa anche che è più protetto e che sta in un percorso di lungo termine, una strada lunga nella quale forse ci saranno delle buche ogni tanto, delle curve, dei rallentamenti, ma c'è un obiettivo e il percorso è disegnato su una mappa anche in modo chiaro, naturalmente. Certo, diversa la situazione naturalmente per gli iscritti al fondo da chi è più distante dalla pensione, da chi invece è più vicino al prelievo finale. Diversa la situazione da chi ha fatto questa tipologia di risparmio rispetto invece magari a chi per suo conto ha investito nel breve termine in un fondo azionario o aspetti di questo tipo. Solidariamente ha caratteristiche diverse che portano anzitutto, lo sottolineo, a una maggiore protezione anche nel breve termine. 2-3 esempi così. Al di là dell'informazione fatta e i punti di contatto, ma banalmente l'esposizione azionaria di solidarietà è mediamente inferiore a quella di prodotti proposti da competitor. La stessa anche durata dei titoli obbligazionari che sono inseriti nel portafoglio, nei vari portafogli, è mediamente più breve rispetto ad altre forme di risparmio, e questo comporta che quando ci sono oscillazioni di tassi il valore di queste obbligazioni rimanga un po' più stabile, dopodiché si è diversificato nel tempo nell'economia reale, anche nelle diverse divise. Pensiamo adesso in un periodo come questo, il dollaro come l'oro diventa diffuso, tutti comprano dollari, tutti, insomma, il dollaro, c'è più fame per il dollaro, ecco. Osservavo proprio in questi giorni il tasso di cambio che è ritornato a valori non tanto distanti da quelli che aveva toccato all'apice della crisi di Covid, quindi come in quel momento lì i mercati registravano paura e quindi l'investitore si rifugiava nel dollaro, la stessa cosa sta accadendo adesso. Allora se tu sei un fondo pensione che nello spettro dei possibili investimenti ha scelto anche i mercati quotati in dollari, hai un effetto benefico che ti compensa le riduzioni di valore. Ecco, vorrei poi sottolineare, forse è anche scontato, mica da oggi, ma storicamente il fondo non ha esposizione nei mercati nella Russia, che in questo momento è al centro del vortice, nell'occhio del ciclone, no? Da quel punto di vista, non per una scelta di oggi, ma per una questione legata alla sostenibilità dal punto di vista sociale degli investimenti di questo tipo, insomma, ecco, per cui anche da questo punto di vista mi sento di rassicurare i nostri iscritti. Ecco, dal punto di vista appunto delle rassicurazioni agli iscritti, in questi giorni siamo, come dire, sommersi da un flusso di informazioni anche appunto finanziarie, come ha detto lei, le banche russe, le sanzioni. Voglio dire, secondo me un risparmiatore comune in questo momento potrebbe pensare: questo non è il momento giusto per investire i miei risparmi. Invece dalle sue parole mi ha fatto capire che, insomma, facendo le cose con la dovuta calma e pensando in prospettiva, al di là anche della propria vita lavorativa, questo invece può essere proprio anche un momento giusto anche per diversificare, per trovare una dimensione sicura. Ma allora mi dica, se io adesso potenziale, non lo so, sono un lavoratore, vorrei avere un check-up previdenziale, se sì, voi me lo fate? Beh, questo
sempre, naturalmente non solo ora, ma in qualsiasi momento. I nostri colleghi sul territorio sono a disposizione naturalmente e trattano queste tematiche nel quotidiano. Diciamo che tu hai toccato un tema abbastanza focale, molto centrale nel modello di gestione dell'investimento del fondo pensione. Hai accennato al fatto del momento giusto o del momento sbagliato per investire. Ecco, lascio una massima, se volete, agli ascoltatori. Il momento giusto per investire nel fondo pensione è sempre, non è oggi sì, domani no, non è legato ai fatti di un singolo momento, perché i fatti ti portano a prendere scelte sbagliate, emotive. Ti toglieresti dal mercato nel momento in cui i mercati scendono e magari invece era il momento buono per comprare, oppure ti rimarresti un po' di più nei mercati mentre stanno andando bene e invece magari sarebbe il momento buono per uscire. E allora come la mettiamo nei fondi pensione? Guardate, ascoltatori, il fondo pensione ha di suo, non è merito nostro, questo è il modello che funziona così. Ogni trimestre vengono investite somme al fondo pensione, sono le nostre contribuzioni, quindi io ho nel fondo pensione la massima diversificazione del momento in cui accedo all'investimento. Non ho il rischio di beccare il momento sbagliato, l'ho neutralizzato semplicemente perché ho messo una macchina che ritmicamente versa con continuità, versa quando le cose vanno bene e versa quando le cose vanno male. Quindi la media la capacità del mio investimento, l'efficacia del mio investimento è data dalla media dell'andamento dei mercati, fate attenzione, nell'arco della mia intera vita, di 40 anni. Quindi di sicuro in 40 anni becco una crisi, una guerra, qualsiasi cosa, ma prenderò la media, non solo. Non è mica soltanto importante andare a diversificare quando si investe, è importante anche diversificare il momento in cui si disinveste, perché è come andare al mercato e vendere, dico sempre, le patate e i pomodori nel giorno in cui il prezzo è basso. Peccato, avevo accumulato queste belle risorse. No, stessa cosa nel fondo pensione. Occorre diversificare anche i momenti in cui si disinveste. E allora sottolineo un sistema originale di solidarietà che si chiama PPI, Percorso Previdenziale Ideale, e che prevede la possibilità per chi lo sceglie di attivare un disinvestimento del comparto dinamico, quello più volatile, quello dedicato ai giovani, che non avviene in un unico momento, ma pensate, viene spalmato in un arco temporale di 10 anni. Quindi se tu sei un ventenne, cominci nel dinamico, passano 20 anni, arrivi ai 40, poniamo, no? Non è che tu vada a fare lo switch out, il cambio di comparto, proteggendoti dalla volatilità di quel comparto in un momento preciso. Se scegli questo sistema, noi lo chiamiamo il pilota intelligente, cominci a smontare, a sgranare, ecco, il tuo investimento nel comparto dinamico un decimo alla volta in un arco di 10 anni. Ecco quindi anche qui che hai diversificazione quando investi e diversificazione quando disinvesti, per cui ti sei levato il pensiero per sempre di avere colto il momento sbagliato. Non sarà così. Il momento che tu cogli è la media della tua vita. Direttore, un altro argomento che volevo affrontare, è stato molto chiaro, un altro argomento che volevo affrontare con lei è quello dell'inflazione. Allora, siamo un po' allarmati perché logicamente pare sia un fenomeno purtroppo che non sia destinato a esaurirsi nel brevissimo termine, ce lo porteremo avanti ancora per un po', visto anche i prezzi delle materie prime e delle energie alle stelle. E allora i miei soldi valgono meno. Allora, un ulteriore elemento, perché investire adesso? Mi perdoni, adesso è tanto tempo che facciamo questa trasmissione, ho imparato una cosa, c'è anche il risparmio fiscale in questo investimento con la previdenza complementare. Mi corregga se sbaglio o no, con il risparmio fiscale forse riesco a combattere un po' meglio l'inflazione anche. Vabbè, questo diciamo è poco ma sicuro, diciamo che non è l'unica, ecco, arma di difesa che ti mette a disposizione la previdenza complementare contro questo nemico del risparmio che si chiama rialzo dei prezzi e che correttamente, come hai detto tu, ahimè, temo che ci farà compagnia per un bel po' di tempo, anche proprio in ragione del tema materie prime energetiche che vengono dai paesi coinvolti nella crisi. E allora cosa abbiamo a disposizione? Beh, i fondi pensione anzitutto sono forme di risparmio che costano lo 0, quindi se tu già parti nell'investimento con un costo dello 0, invece di scegliere un prodotto finanziario che ti costa l'1, beh, hai già portato a casa una compensazione nei confronti dell'inflazione di un 1%. Risparmio fiscale.
Accidenti, anche qui guardando al passato, nel momento in cui i rendimenti erano alti, l'inflazione era bassa, uno diceva sì, boh, è importante il risparmio fiscale, ma posso anche rinunciare al risparmio fiscale andando a prendermi il rischio da un'altra parte e recuperare quel mancato guadagno grazie a rendimenti più abbondanti. Però adesso cosa abbiamo? Abbiamo l'inflazione che è un nemico insidioso. Abbiamo dei punti di domanda sulla parte relativa ai rendimenti. Allora portiamoci a casa ciò che è sicuro, cioè ciò che ci viene dalla fiscalità agevolata. Questa roba insomma, non serve neanche dirla, la vediamo già perché gli investitori l'hanno capito, soprattutto sapete, in Veneto il risparmio è un po' nella cultura, nel bellunese poi non parliamo, ne è proprio nel DNA delle persone, perché magari chi è abituato ad avere la vita un po' più impegnativa e faticosa negli anni ha imparato a risparmiare, ecco che magari negli anni scorsi ha accumulato 2-3 euro, diciamo così, sul suo conto corrente che nell'incertezza dei tassi bassi ha tenuto lì. Ecco, in questo momento molte persone ci dicono, ma qui, dato che c'è il risparmio fiscale, posso fare una valutazione di investimento in questa fase? Certamente, naturalmente sempre nel rispetto della filosofia del fondo, cioè un po' per volta, nella continuità del piano di accumulo. Per cui questa può essere un'occasione per riflettere anche da questo punto di vista. Non sarà la soluzione a tutti i mali, perché l'inflazione resta un problema, ma quantomeno la possiamo fronteggiare con delle armi sicuramente più efficaci rispetto ad altre forme che non possono contare su questo. Insomma. Direttore, abbiamo ancora soltanto un minuto e mezzo, però una nota, lei ha accennato al Veneto, quindi al territorio. Ci sono numerose imprese, ai noi, in difficoltà con questa crisi energetica, delle materie prime e tutto quanto. La solidarietà in Veneto investe anche sul territorio, cioè i soldi risparmiatori vengono investiti anche nel territorio. Un argomento importante, specie in questo periodo, anche per aiutare queste imprese. Sì, diciamo, certamente il tema dell'aiuto è un tema importante. Io vorrei sottolineare l'aspetto che più interessa ai nostri iscritti, cioè il tema del risultato, del rendimento. Scegliere di investire nell'economia reale, quindi non investire tutte le risorse nei mercati finanziari quotati, significa sganciare una parte dell'andamento del portafoglio dalle vicende di borsa che stiamo vedendo. Quindi sì. Lo dico esagerando, non è possibile perché la legge non lo consente e sarebbe anche fuori misura, ma se noi in questo momento avessimo tutti gli investimenti fuori dai mercati azionari quotati, chiaramente queste dinamiche di borsa che stiamo vedendo con il Nasdaq in America che da inizio dell'anno, vado a memoria, perde il 15%, quindi non poco, tutte queste cose qui sarebbero completamente neutralizzate, però un po' neutralizzate lo sono. Dall'altra parte, sì, investire nell'economia reale, quindi anche nelle imprese del nostro paese, significa anche credere in un processo di sviluppo che deve essere condizione necessaria per noi stessi, per i nostri figli. Cioè, se qui non ci sono le imprese, poi è inutile che speriamo di avere il fondo pensione, nel senso che se non c'è lavoro, certo, non c'è neppure il fondo pensione. E attenzione, su questo voglio anche aprire un piccolo spunto. Credo che questa crisi ci stia insegnando qualcosa di importante in prospettiva. La globalizzazione, quindi la delocalizzazione, il cedere pezzi importanti delle catene produttive a paesi che possono essere assoggettati a rischi geopolitici di cui non abbiamo nessun controllo. Ecco, forse con quello che sta succedendo qualcuno si sta chiedendo se non sia il caso di presidiare meglio qualche fase dell'attività produttiva. Sì. Ecco quindi che in prospettiva, insomma, non voglio evocare l'autarchia degli anni bui del nostro paese, però che ci sia un pizzico di capacità di fronteggiare questi rischi con maggiore efficacia, di sicuro sì che è un tema. E allora a questo punto ecco che l'investimento nel territorio, nell'economia reale, potrebbe anche avere una valenza prospettica interessante da questo punto di vista. Ha toccato e ha spiegato un tema molto molto importante, la ringraziamo direttore, potremmo andare avanti per molto, però abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione. Le rinnovo però l'appuntamento per il mese prossimo con questi ed altri argomenti, speriamo di segno positivo per quanto riguarda il futuro. Grazie al direttore Paolo Stefan. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.